nero per uno più corta. Bentrovati a F Motori da Marco Angileri, parte il magazine settimanale di Telefriuli dedicato al motorsport. Questa sera con i ragazzi del Motoclub Carso siamo andati da Rosi a Fogliano Re di Puglia per incontrare i giovani protagonisti delle due ruote tassellate in regione. Questa sera avremo ospite anche il pilota triestino Matteo Medizza, autore quest'anno nel Supermotard di ottime prestazioni in gare internazionali. Ma prima partiamo con il servizio che riguarda il team Skoda con i test nella nostra regione in vista del Mondiale Rally a Monza. Dopo la presenza 2 settimane fa del team Toyota VRC con i test di Ampezzo e Socchieve, ancora la Carnia e Verzegnis sotto i riflettori del mondo dei rally. Con i test Skoda del team Toksport VRT impegnato nel mondiale VRC2 per la messa a punto delle Skoda Fabia Rally 2 in vista dell'appuntamento mondiale dell'ACI Rally Monza in programma questo fine settimana dal 18 al 21 novembre. Un altro test prestigioso organizzato dai ragazzi di Carnia Pistons. 4 gli equipaggi impegnati nei test, dalla Russia Nikolai Gryazin, 24enne pilota che dal 2020 gareggia nel campionato del mondo VRC2. Lo stesso anno in forza alla Hyundai Motorsport, quest'anno per lui un cambio con approdo in Skoda. Nikolai è figlio d'arte, suo padre Stanislav è stato campione russo di rally nel 2001. A Verzegnis c'era anche il britannico Chris Ingram, il 27enne di Manchester che ha conquistato il campionato europeo rally nel 2019 su Skoda Fabia R5. Marco Marchito Bulacia, giovane e promettente pilota proveniente dalla Bolivia, uno dei nuovi nomi del panorama rallistico internazionale. Classe 2000 vorrà sicuramente mettersi in luce nell'ultimo appuntamento stagionale ridato a Monza. La punta di diamante dei test a Verzegnis, Andrea Mikkelsen, in passato vincitore di 3 prove del campionato del mondo rally. Per il pilota norvegese una stagione da incorniciare con la conquista del campionato del mondo VRC2 ed il campionato europeo rally. Con questi 2 titoli Mikkelsen spera di riguadagnarsi una guida nella massima categoria. Saltuariamente il nome del 32enne di Oslo viene associato a Fordham Sport per la prossima stagione nel VRC. Gabriel, tu hai scelto tra enduro e motocross. Enduro, ma cross mi piace fare perché diciamo che mi dà un po' più di adrenalina, perché avere dietro gente, combattere con gente magari più forte di me. Sei più stimolato? Sì. Enduro cambia tutto, la lotta è contro il cronometro invece. Sì, diciamo che l'enduro è più basato sui tempi. Ti piace la sportellata, il colpo di fianco con l'avversario del motocross un pochino più? Sì. Come moto quest'anno cosa hai utilizzato? Husqvarna 125. Prossimo anno continuerai con lo stesso programma? No, è con la Sherco 125 e farò enduro e qualche gara di cross. Enduro in campo Triveneto oppure hai qualche altro programma? Triveneto e mini enduro italiano. Perciò lì girerai e soprattutto ti confronterai con quella che è poi la crema del mini enduro. Sì, diciamo che battaglio con tutta l'Italia e sarà dura. Faremo vedere. Qual è il tuo pensiero per il 2022? Fare dentro i primi 15. Hai già qualche riscontro magari per quello che potrebbe essere il futuro, nel senso di piloti che nel campo Triveneto vanno forte, magari sai già di stargli dietro? Sì, Sanni Marconato che sto anno qua passerà a 125, che diciamo che anche lui se la
Presidente, torniamo indietro a ottobre, un successo per la gara di Triveneto Enduro. Assolutamente sì, è un ottimo successo dopo un paio d'anni di campionato regionale e di Covid purtroppo che ci hanno bloccato. Effettivamente siamo stati veramente bravi tutti a mettere in pista questa gara qua. Da riconfermare che questa, quella che voi organizzate, è una gara di vero enduro. Ma assolutamente sì, perché il calcio con la pietra, come abbiamo spiegato le altre volte, ha messo in difficoltà parecchie persone, o meglio, non era proprio una vera passeggiata. C'è sempre un'incognita perché non è facile come terreno, però il numero di iscritti, 250 e oltre, è a riconferma che comunque questa gara piace. Sicuramente, perché la gara, questo è il vero enduro, come l'ho detto l'altra volta, secondo me, che ormai sono vecchio come ho detto, e però ho visto che a tutti è piaciuta, proprio tutti è piaciuta questa gara, questa manifestazione, proprio per il terreno che va dalla pietra un po' al terreno argilloso che abbiamo sul Carso, ecco. Poi molto tecnico, è chiaro che un pilota deve esprimersi al meglio ed è stato anche un bel vedere per il pubblico. Assolutamente sì, c'è stato inizialmente, secondo me è stata una bella idea del nostro amico, mio amico Sinico Furio, che abbiamo fatto una piccola extreme sul vero terreno, però sicuramente il Carso puro, che ha messo in difficoltà più di qualcuno. Dopodiché nelle varie speciali, che chiaramente è il Carso, è venuto fuori chi ha un po' di più manetta, come si dice, tiene aperto. Sì, ho iniziato col minicross nella pista di Cremona, poi ho fatto anche il mini enduro Triveneto a Lovolo. E com'è andata? Come prima gara a Lovolo di mini enduro è andata bene, mi sono divertito, ho fatto dei buoni risultati, ma potevo fare anche meglio. Comunque domani, se dovessi scegliere tra il motocross e l'enduro, cosa sceglierai? Io sceglierei enduro. E qual è la tua moto, al di là di quella che stai utilizzando adesso, quella che vorresti avere magari da più grande? Adesso sto utilizzando una cilindrata più alta, 85 gas, per ora vorrei rimanere con questa. Un domani chiaramente il passaggio nel 125. Sì, questo sì, ma abbiamo ancora 3 anni davanti e vedremo più avanti, dai. Per il prossimo anno qual è il pilota che vorresti battere? Non saprei, perché ci sono tanti dell'italiano che erano più piccoli di me e quindi ci saranno anche nuovi piloti e vedremo. Invece in campo Triveneto c'è sicuramente qualcuno che vorresti mettere dietro nella prossima stagione? Sì, vorrei mettere dietro qualcun altro, di cui Romor Michele e Luca Giusto, e ci proveremo. Una stagione nel motocross a livello italiano, un'esperienza importante per te? Sì, quest'anno è stata molto bello l'esperienza a livello italiano. Abbiamo fatto quasi tutte le gare, non abbiamo fatto le ultime 2 per problemi fisici, però per il resto è andato molto bene. Sono divertito e ho fatto risultati a mia portata, però molto buoni. Senti, hai provato le migliori piste a livello nazionale, qual è stata quella che ti ha messo in luce più le tue caratteristiche di pilota? Quella che a me sinceramente mi è piaciuta di più è stata Cingoli, perché è una pista molto sulla collina, in salite, discese, molto adrenalinica come pista e molto divertente. KTM 125 il prossimo anno riconfermata? Sì, riconfermata, bellissima moto, mi piace tanto. Prossimo anno ancora campionato italiano, o farei ovviamente anche il Triveneto, immagino? Sì, faccio anche il prossimo anno campionato italiano, e junior ovviamente, nord-est e il Triveneto. Grosso modo quante saranno le gare? Una quindicina almeno, anche 20? Sì, una quindicina almeno di gare sono. È difficile anche trovare, sposare lo studio, l'allenamento e poi le competizioni? Sì, la settimana è sempre impegnata, dal lunedì alla domenica è sempre pieno il tempo, non c'è mai il tempo. Più il 2 tempi o il 4 tempi un domani? Allora, a me come guida mi dicono sempre che guido meglio con un 4 tempi, però a me piace ovviamente il 4 tempi, però anche il 2 tempi è una cosa che mi piacerebbe provare, che è un 250 2 tempi, che quando posso ne proverò uno per vedere quale moto scegliere in futuro. Sì, siamo molto contenti perché il nostro motoclub già da un paio d'anni spinge sui giovani. Abbiamo cercato di creare una base di ragazzini proprio da 8 anni in su, da quando si può cominciare a fare le gare. Facciamo sia mini enduro che mini cross,
Poi abbiamo alcuni ragazzi un po' più grandicelli, diciamo oltre i 16 anni, che fanno sia motocross, e qualcuno quest'anno comincerà anche a fare gare di enduro, diciamo, della categoria cadetti. Quello che il nostro interessamento è sicuramente per quanto riguarda i giovani, perché noi crediamo molto in questa condizione, diciamo, di poter portare i ragazzi dall'inizio fino anche ai campionati più importanti, come tu hai accennato, l'italiano, che già qualcuno ha fatto e abbiamo avuto anche dei risultati notevoli, ecco. Poi volevo anche dire che il motoclub nostro comunque nel mini enduro e nel mini cross praticamente partecipa a tutte le gare. Quest'anno abbiamo anche avuto la possibilità con la squadra di vincere il campionato triveneto di enduro, cosa che a noi come motoclub gratifica molto, e anche i ragazzi si sono impegnati moltissimo, ecco. Noi diciamo, a parte il motoclub la governance, diciamo, del motoclub che si impegna su questo, abbiamo più persone, di cui una che la cito perché effettivamente è l'uomo che è tecnicamente più preparato come istruttore, che è Andrea Cabas, che lui ci dà una grossissima mano insieme anche ai genitori. Giorgia, com'è andata la stagione nel mini enduro? Sì, bene, dai, potevo fare anche meglio, però bene. Com'è partita la tua passione per le moto, anche perché ce n'è poche ragazze come te? È partita la passione che mamma e papà avevano la moto, e poi quando ero piccola è partita la passione. E adesso c'è qualcuno che ti aiuta, chiaramente immagino anche Andrea Cabas, che ti dà delle dritte su come andare forte. Sì, mi aiuta anche papà, mi dice alcune cose, e più anche Cabas. Che moto hai? Adesso ho un 85 KTM che adesso devo fare 3 anni con l'85. Ogni tanto anche hai provato qualche pista di motocross per capire anche se magari poteva andarti bene, oppure sai già che sarà l'enduro il tuo futuro? Mi alleno con il cross, però per adesso mi piace l'enduro. Cosa ti dicono i tuoi compagni di classe, i maschietti soprattutto, quando vedono che vai forte con una moto? Perché quando ero arrivata proprio sono stati male che io facevo questo, non male però... Sorpresi? Sì, esatto. Il prossimo anno cambierà qualcosa? No, continuerò con l'enduro. Attenzione perciò maschietti. Sì. Emilio, la tua stagione è partita prestissimo a Sacile con l'Enduro Country 4 ore, e già da lì sei andata forte. Sì, diciamo che siamo partiti con la gara della 4 ore a coppie, che era organizzata dal Motoclub Albatros, e ci tenevo tanto a farla in coppia con mio fratello, perché quest'anno ci ha dato una grande mano Andrea Cescon, e di cui mi faceva piacere partecipare. Però tu sei una crossista dentro. Sì, io sono una crossista e adesso vediamo, quest'anno è andata un po' così, non mi aspettavo, perché troppe concomitanze e quindi i risultati che volevo ottenere non sono venuti, e quindi ci riproveremo nel 2022, dai. Quando partirà la tua stagione? E adesso inizia l'allenamento invernale, e poi ancora i calendari non sono usciti, però con l'anno nuovo non so esattamente il mese. Oltre che moto, chiaramente c'è anche un allenamento fisico. La tua preparazione come si compone? Durante la settimana adesso vado in palestra e ci siamo seguiti come resistenza e altro, e basta, e poi il weekend moto. Senti, 125 con il cambio ormai un paio d'anni ti sei trovato da subito, anche perché il salto è importante questo. Il salto da Yamaha a KTM l'ho sentito, e tanto anche, perché sono due motori completamente diversi, però mi sono subito adattata al KTM, mi piace come moto. Luca, ti ho visto benissimo agli assoluti d'Italia a Maniago, hai dimostrato comunque di andare forte con quelli che poi erano i piloti più forti in campionato nazionale, in quel caso con il Vent 50. Sì, è stata una bella gara, molto difficile, mi sono divertito molto, molta esperienza, e ringrazio comunque sempre Furio per l'assistenza, e
Niente, sono stati 2 giorni impegnativi, il secondo giorno non sono riuscito a portarlo a termine per una rottura alla moto, però comunque il primo giorno sono soddisfatto di averlo affrontato nel migliore dei modi, molto soddisfatto. Comunque la tua stagione era molto più ampia al di là della parentesi di Magnago. Sì, ho fatto tutto il campionato under e ho fatto qualche tappa di Assoluti d'Italia e sempre affiancato da Furio e da mio papà. Soddisfatto anche lì nel campionato italiano under, trovi chiaramente nella tua categoria fior di piloti, perciò avevi già dei raffronti con quelli che poi sono i più forti in Italia. Qual è stata la tua idea? Ci sei? Sì, c'era molta gente forte, però comunque me la sono cavata discretamente bene, secondo me. E niente, è stata una bella stagione. Prossimo anno? Prossimo anno probabilmente con la 125 e con una Fantic. Questa sera parliamo di Super Motard, un saluto collegato con noi da Trieste, abbiamo Matteo Medizza. Ciao a tutti. Ciao Marco. Matteo, allora partiamo in una stagione che ti ha visto una stagione di rilancio, dopo che nel 2019 hai conquistato il titolo italiano nella classe S2, lo scorso anno un infortunio ti ha condizionato, ma anche il Covid ci ha messo del suo. Quest'anno soprattutto delle gare internazionali che ti hanno visto protagonista, perché partiamo dal Belgio, raccontaci questa bella avventura, soprattutto non è finita benissimo, ma ti sei distinto ad alti livelli. Raccontaci questa bella avventura. Sì, il Belgio è stata un'esperienza unica perché è una gara più importante ancora del campionato mondiale, nella quale partecipano piloti di tutte le nazionalità, ben 400 iscritti. Si deve pensare che ci sono ben 400 iscritti per una categoria unica, e lì parti dal venerdì a fare dei tempi e delle manche di qualifica per qualificarti in superfinale. Circuito cittadino, quindi molto di mio gradimento poiché nessuno lo può provare, e niente, in questo evento sono riuscito a qualificarmi nella superfinale con i big della disciplina, e purtroppo la moto a metà di questa superfinale mi ha abbandonato, ovvero la frizione si è rotta e quindi ho finito la manche in 19ª posizione quando ero in 7ª posizione. Ecco, 7ª posizione per te con dei mostri sacri del Super Motard in una gara importantissima a livello mondiale, è stata una grande soddisfazione perché stavi andando fortissimo, eri coi migliori. Sì, assolutamente. Essere lì già in parco chiuso che vedi i tuoi idoli partire accanto a te o due file davanti a te era per me un sogno. Ed è stata un'esperienza unica e non pensavo a un risultato così positivo, però sono stato molto soddisfatto. Però partire in finale vuol dire anche aver messo in saccoccia tante belle prestazioni nelle qualifiche, perché hai parlato di 400 piloti iscritti, le batterie mi dicevi fuori onda erano di 48 piloti con qualifiche, perciò arrivare piloti all'ultimo è stato segno veramente di una gran fine settimana per te, perché già dalle batterie hai dovuto sudare. Sì, perché lì c'erano queste batterie di qualifica già dal venerdì, poteva capitarti estrazione che dovevi girare alle 8:30 del mattino con la nebbia, come con la pista sporca e pulita, non sapevi mai, era sempre un'incognita. E dunque tanta soddisfazione perché dovevi andare veloce ma senza sbagliare, perché passavano i primi 10 su 48 che eravamo in batteria. Anche a Sestier, altra gara, perciò non Belgio, gara di campionato del mondo, anche lì le cose diciamo a un certo punto si mettevano bene per te. Sì, assolutamente, ho scelto di fare questa gara perché anche qui c'era un circuito proprio cittadino, quindi si correva in centro città ed è stata una bellissima esperienza anche lì. Ho scelto di fare questa gara perché essendo in centro città non c'è la possibilità di provare, quindi all'incirca eravamo tutti ad armi pari, e anche lì dopo dei buoni tempi sabato, domenica sono riuscito a strappare una 5ª posizione che per il morale ha aiutato molto, perché anche lì partire con i piloti che hai attaccato sul poster in camera è veramente sono veramente grandi soddisfazioni, così da privato.
Tu hai parlato di una cosa, io ho fatto un'equazione, ovvero circuiti cittadini dove non si può provare. Tu chiaramente non sei un pilota professionista, ma ti sei scontato contro dei piloti professionisti. Hai dimostrato praticamente che azzerando i gap, cioè mettendoti te nelle stesse condizioni di questi piloti che non possono provare, il gap si riduce notevolmente. Esatto, questa è stata una cosa molto a mio favore. Difatti, oltre a non riuscire a provare, ha giocato a favore mio che la moto lì non fa tanta differenza come su una pista magari più veloce, con più grip, quindi sì, le differenze si sono viste. Assolutamente sì. È chiaro che però, Matteo, una cosa dispiace, perché stai dimostrando con queste gare di andare forte, perciò con un pochino più di fortuna, in un periodo magari diverso, la moto giusta, le cose secondo me potevano avere un risvolto diverso. Sì, purtroppo nella mia carriera non ho avuto sempre fortuna, anzi più sfortuna che fortuna. Diciamo che sono capitato sempre al momento sbagliato, nel posto sbagliato, però non ho mai mollato, mi sono tirato, ho avuto le mie piccole soddisfazioni, piccole e grandi. Vediamo il prossimo anno, abbiamo intenzione di partecipare a tutto il campionato europeo. Beh, questa è già una bella notizia che ci dai. Sì, dai. Non sono giovanissimo, ma non sono neanche vecchissimo. Beh, te non arrivi ancora a 30 anni, o sbaglio? 30. A 30, appena giusti. Fatti 30. Sì, appena sì. fatti. Esatto. Diciamo che prima o poi quel salto lo devi fare, anche per orgoglio personale. Quindi il prossimo anno siamo intenti a fare tutto il campionato europeo ed arrivare nelle prime 3 posizioni. Quindi un'ambizione alta, però insomma ci proviamo. Ci proverete e la moto sarà sempre quella. Anche quest'anno Honda 4,54 tempi, ormai l'affinità è perfetta con questa moto. Sì, assolutamente. Adesso Honda ha messo fuori il nuovo modello, quindi un altro telaio, un'altra geometria di telaio si è evoluta molto, quindi avremo a disposizione anche 2 moto nuove e non vedo l'ora di provarle. Senti, gare internazionali, al di là del campionato europeo, ci riproverai soprattutto nei circuiti cittadini? Tornerai in Belgio? Il Belgio è stata un'esperienza che a parole è difficile descrivere, perché c'erano tantissime persone a vedere, l'atmosfera era paragonabile a essere uno stadio, perché c'era il tifo, c'erano anche i fuochi d'artificio, c'era veramente, il sabato sera c'era una festa, era veramente un'atmosfera calorosa, come posso dire. Tantissimi piloti appassionati che vengono a vedere, c'erano anche gente del pubblico che ci raccontava in inglese, che ci diceva che erano 15-16 anni che venivano di continuo a vedere, perché è proprio un evento nazionale lì per loro, quindi assolutamente da rifare. Invece, per quanto riguarda le gare in Italia del campionato del mondo, tornerà a Sestiero oppure verrà un po' sostituita da un'altra gara per turnazione? Se Sestiero lo rifaranno, assolutamente ci vorrò riprovare, altrimenti se faranno un altro circuito di mio gradimento, perché purtroppo circuiti dove tutti vanno a provare lì è veramente dura, però dove posso giocare le carte migliori ci riproverò anche in ambito internazionale. Bene, terremo aggiornati gli amici di Telefriuli di quello che sarà appunto l'evolversi della stagione 2021-22 di Matteo Medizza, che noi ringraziamo. In bocca al lupo, allenati, mi raccomando, in questo inverno ancora lungo, per poi partire a razzo nel 2022. Grazie Matteo. Ti ringrazio Marco, al prossimo anno, ciao a tutti. Trasandino